Insieme per il Ghana, un esempio di come da un'idea si possa creare un vortice di solidarietà. L'iniziativa è di Enrico Biasutti, già dirigente della squadra mobile di Treviso e da oltre un anno dipendente dell'ambasciata italiana ad Accra, in Ghana. Qui nel tempo libero, visitando alcune realtà del paese, è rimasto colpito dalla precarietà in cui vivono adulti e bambini. Nasce così l'intenzione di prodigarsi per cercare di portare un aiuto. E nel tempo libero giravo, mi piaceva un po' frequentare, cercare di vedere un po' tutte le regioni, le 10 regioni che compongono questo paese, da villaggi, quindi comunità di persone con grandi difficoltà, un po' quelle tipiche africane, quindi carenza di cibo, carenza di mezzi, carenza un po' di tutto. E ho voluto vedere degli ospedali, ho voluto vedere delle scuole. E così mi sono un po' reso conto della reale situazione del Ghana e mi è venuta l'idea di provare, ho considerato principalmente 5 o 6 realtà e mi è venuta l'idea di provare a mettere insieme un gruppo di amici e trovare quante più cose adatte alle singole realtà, quindi c'erano coinvolti degli ospedali, erano coinvolte delle scuole, erano coinvolti dei villaggi. A seconda, chiaramente, vestiti, scarpe, giocattoli potevano andare per i villaggi, il materiale scolastico per le scuole, il materiale ospedaliero per gli ospedali. Il primo contatto è stato con un'amica dipendente dell'ospedale San Camillo di Treviso che ha subito ottenuto il pieno appoggio di Suor Lancie Zufara, direttore amministrativo della struttura. Mi ha chiesto se c'era questa iniziativa, se l'ospedale San Camillo poteva collaborare per questo. Io, essendo figlio di San Camillo, conosco le missioni in Africa e noi abbiamo le nostre missioni in Burkina, Togo e Benin e Costa d'Avorio. Non ho esitato assolutamente, ho detto siamo disponibilissimi a collaborare a questo. E era un momento proprio nella nostra struttura, c'è stato di ammodernamento delle varie illeti, materassi, altri immobili e l'abbiamo messo a disposizione e a trasferire tutto questo per la missione in Ghana. Subito la catena ha iniziato ad estendersi, dalla casa di cura Giovanni XXIII di Monastier a uno studio odontoiatrico di Montebelluna, dal liceo Canova alla scuola internazionale di Treviso, dalla Diadora all'offerta di numerosi altri privati. A coordinare i 4 container di materiale medico, didattico e di abbigliamento raccolto, la Onlus Futuro per Tutti di Arzignano. Ho trovato in Italia, non credevo, talmente tanta adesione che il progetto iniziale di fare un container alla fine sono diventati 4 e abbiamo ancora delle cose che non siamo riusciti a spedire con i primi 4. Poi parallelamente in Ghana ho organizzato una cena benefica per una raccolta fondi per costruire invece qualcosa. Abbiamo costruito 2 stanze e un bagno per una comunità di ragazzi disabili che avevano la necessità di estendere la capacità alloggiativa. In particolare il reparto femminile aveva solo 5 posti, siamo riusciti così a portare a un potenziale 15 ragazze potrebbero essere accolte e a questo punto verranno estese le iscrizioni e potranno raccogliere. Questi sono tutti ragazzi che a causa della disabilità vengono abbandonati dalle famiglie e questa comunità, che è sorretta poi da una onlus italiana, la Don Guanella, continua il lavoro nonostante la costruzione delle case. Ora faremo un pozzo e andremo avanti ad aiutare anche loro, insomma, in particolare.